in onda il confronto di ieri sera fra Marine Le Pen e Massimo D'Alema negli studi di La 7, la trasmissione di martedì di Giovanni Floris, perché è un documento che è stato ampiamente commentato già, tranne che sui giornali, da tutti coloro che lo hanno visto. È un documento interessante. Peccato non poter vedere il video, le espressioni dei visi dei due, Marine Le Pen e Massimo D'Alema, ma dalle voci si capisce tutto lo stesso, soprattutto dal contenuto del dibattito. Prima però c'è una notizia che apre la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, viene da Israele: un attacco terroristico a Tel Aviv, 9 feriti a pugnalate su un autobus. Sono 9 in tutto le persone ferite a pugnalate da un terrorista palestinese su un autobus nel centro di Tel Aviv. Lo ha detto il portavoce della polizia, Miki Rosenfeld, secondo cui 5 di queste persone sono in condizioni serie, altre 4 invece sono state colpite in maniera più lieve. L'aggressore, che sarebbe di Tulkarim in Cisgiordania, è stato colpito dalla polizia alle gambe e arrestato. Le forze di sicurezza stanno controllando l'intera zona a caccia di possibili complici. Hamas da Gaza ha definito l'attacco di Tel Aviv eroico e coraggioso. L'attacco di Tel Aviv, ha detto il premier israeliano Netanyahu, è la diretta conseguenza della velenosa campagna di incitamento del presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen contro gli ebrei e contro il loro Stato. Tra l'altro le modalità di attacco, come quelle relative all'utilizzo di automobili per investire passanti in Palestina, sono state esportate anche in Francia prima di Natale, lo ricorderete. In Australia sono state arrestate a settembre 15 persone che avevano intenzione di colpire per strada e decapitare qualcuno scelto a caso, e le pugnalate sugli autobus sono un'altra modalità che dalla Palestina, non c'è da stare tranquilli, probabilmente verrà esportata, perché ciò che tocca a Israele poi tocca a noi, è la lezione della storia e della cronaca, oltre che del Corano naturalmente. Detto questo, torniamo alla puntata di ieri sera di martedì, la trasmissione di Floris, con il confronto, senza bisogno di altre aggiunte, fra Marine Le Pen, leader del Front National francese, e Massimo D'Alema. È il momento di far entrare Marine Le Pen, prego onorevole. Europarlamentare francese, buonasera, leader del Front National, di nuovo benvenuta. Prego, si accomodi onorevole. Allora, dunque il suo partito è stato per molti anni molto discusso in Francia, anche molto temuto dall'opinione pubblica francese. Poi il grande successo alle europee, che effetto le fa? Ça fait du bien? Beh, fa bene. Ça fait du bien, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'années. Abbiamo lavorato molto durante molti anni per cercare di imporre delle idee politiche contro all'insieme della classe politica francese. Vedere che i francesi diventano lucidi, che si rendono conto che non soltanto osserviamo le cose giuste, ma abbiamo anche buone soluzioni da proporre, è un riconoscimento per il lavoro duro che abbiamo portato avanti in condizioni, diciamolo, non sempre facili. C'è un sondaggio però in cui in cui malgrado il successo un francese su 2 la teme ancora, la considera ancora un pericolo. Cosa temono secondo lei? Oui, enfin, il y a encore quelques jours, il y avait... Sì, qualche giorno fa 6 francesi, o meglio 8 francesi su 10 avevano paura di François Hollande, quindi vede, c'è è cambiato, speranza. Vero? È cambiato, ora Hollande piace molto perché c'è stata questa manifestazione in cui lei non c'era tra l'altro. C'est-à-dire que j'étais pas invitée. Non sono stata invitata. Je pense que les partis politiques Penso che i partiti français sont politici retombés très vite francesi dans molto la presto basse sono ricaduti, défense de leurs come dire, intérêts in una personnels bassa difesa dei et ont propri voulu interessi écarter personali e les hanno voluto 25% semplicemente de Français eliminare il que je 25% dei de cette francesi che union io nationale. rappresento in questa unità Nous sommes allés quand même nazionale. manifester dans les Comunque anche provinces noi abbiamo françaises manifestato en in hommage aux provincia victimes et pour réaffirmer aussi les per valeurs de la riaffermare i République valori française della auxquelles nous Repubblica sommes si francese, attachés. per rispettare le vittime. Però bisogna essere invitati in una manifestazione del genere. Là si sono riversati in piazza milioni di francesi che hanno rivendicato l'identità nazionale anche dal suo punto di vista, il valore dell'essere francese. Perché bisognava essere invitati? Non, pas d'hypocrisie. Non L'ensemble siamo des partis ipocriti, politiques français l'insieme se dei sont partiti réunis pour politici organiser cette francesi si sono manifestation riuniti per et organizzare des voix questa politiques manifestazione e delle voci importantes des partis politiche politiques ont dit on ne veut pas du Front importanti National. hanno Il detto n'a non pas sa vogliamo place. che ci sia il Front Mais ils ont National raison perché non qu'ils ha un posto continuent qui.
Sono 30 anni che ci mettono da parte e sono 30 anni che comunque noi andiamo avanti. Ora naturalmente in tutti questi temi Marine Le Pen su questi temi si confronterà con Massimo D'Alema e successivamente anche con il nostro ministro della difesa Roberta Pinotti. Senta, Greta e Vanessa avrà letto sui giornali internazionali ma soprattutto qua italiani, sono tornate in Italia 2 volontarie italiane rapite in Siria e secondo alcuni è stato pagato un riscatto anche se è smentito ora dal governo e c'è un grande dibattito se sia stato giusto o no pagare per delle rapite italiane. La Francia anche in passato ha pagato tanti riscatti, lei che ne pensa? Il problema è difficile, c'è sempre un lato sentimentale, ma ogni volta che si paga un riscatto in realtà si indicano i futuri ostaggi e non si fa altro che aumentare il prezzo degli ostaggi a seconda delle nazioni che versano appunto il denaro per il ricatto e questo contribuisce a finanziare i movimenti terroristici che così si fanno un piccolo tesoro con il quale comprano le armi e con il quale portano avanti le lotte contro i nostri paesi. Guardi chi conta nell'Europa di oggi. Draghi, Hollande, Renzi, Merkel, dal nostro punto di vista naturalmente. Una Francia senza euro, un'Italia senza euro starebbero meglio? Certo, assolutamente sì, i nostri paesi starebbero molto meglio senza l'euro. L'euro è stato un vero dramma, è stata un'esperienza che è finita male, è stata una parentesi nella lunghissima storia dei nostri paesi che oggi però bisogna assolutamente chiudere. Diamo il benvenuto a Massimo D'Alema. Eccolo qua, buonasera. Prego. Massimo D'Alema, cominciamo dall'euro. La visione di Marine Le Pen è una visione che ha, diciamo, molto dirompente in Francia, che è anche diffusa nel resto d'Europa, anche con altre rappresentanze. Le pregherei di rivolgersi direttamente a lei e di cercare di capire in che cosa voi non la vedete nello stesso modo. Partiamo dall'euro. Io vorrei parlarne però innanzitutto, chiedendo scusa a Madame Le Pen, ai cittadini italiani, che credo siano consapevoli che in questa crisi, se i loro risparmi fossero stati in lire, sarebbero stati dimezzati. Credo che sappiano benissimo che se i prestiti si dovessero prendere in lire, i tassi di interesse sarebbero molto più alti, e che quindi questa moneta forte, l'euro, non è essa la moneta responsabile della crisi. La responsabilità della crisi innanzitutto viene da un capitalismo finanziario selvaggio, senza regole, e viene dalla responsabilità politica di quelle forze conservatrici che hanno governato l'Europa e che hanno imposto certe regole. Non è l'euro che ha imposto i patti di stabilità, i vincoli, i tagli agli investimenti. Dice esplicitamente staremmo meglio. È la politica. Staremmo molto meglio, secondo me, se l'Europa fosse governata da una maggioranza che promuove investimenti, crescita, lavoro, che non si impone i vincoli assurdi che sono una decisione politica. Non è la moneta il problema, la moneta è un mezzo, ma senza è la moneta, politica che deve essere cambiata. Senza questa moneta staremmo meglio o staremmo peggio? Gliel'ho detto, se noi avessimo le lire, i risparmi degli italiani sarebbero stati dimezzati nella crisi, ma su questo non c'è il minimo dubbio. Monsieur D'Alema, Signor D'Alema, questa spiegazione l'abbiamo sentita già quando è fallito il modello sovietico. Persone come lei venivano a dirci: ma il modello sovietico non funziona perché? Perché non ce n'è abbastanza, perché bisogna che ce ne sia di più. Con l'Unione Europea è stata esattamente adottata la stessa postura. Da anni ci spiegate che l'Unione Europea non funziona, che l'euro non funziona, perché ci serve più governance politica, perché c'è bisogno di abbandonare di più la sovranità territoriale, monetaria, finanziaria, legislativa. Ma qual è la realtà? È che rifiutate di ammettere che è stato un fallimento, che l'euro ha comportato una diminuzione enorme del potere d'acquisto,
e che ha imposto proprio l'applicazione di piani d'austerità che oggi stanno rovinando non soltanto i nostri paesi, ma anche l'insieme dei paesi, in particolare del sud dell'Europa. Allora non capisco come un uomo che ha iniziato la sua carriera presso il Partito Comunista può considerare un progresso quello che sta succedendo oggi in Grecia, con il 30% di disoccupazione, con il 50% di disoccupazione dei giovani, col 30% di diminuzione dei salari. Non capisco. Allora, innanzitutto io penso che e spero che il popolo greco si ribelli a queste imposizioni. Ho letto un bel libro intervista di Tsipras e penso che abbia delle buone possibilità la sinistra di vincere in Grecia, proprio per cambiare quella politica che viene denunciata. Mi fa piacere che la signora Le Pen sia diventata un esponente della sinistra europea, è un passo in avanti molto avventuroso, ma sicuramente positivo, o comunque si presenti come tale. Ma insisto, vorrei che noi ci ricordassimo una cosa: l'Unione Europea non ha soltanto garantito la pace in un continente dove erano scoppiate 2 guerre mondiali a causa del nazionalismo, 2 guerre mondiali. L'Unione Europea ha garantito progresso e benessere. Non è l'euro responsabile della crisi, sono le politiche neoliberiste. È, ripeto, un capitalismo finanziario selvaggio che ha prodotto diseguaglianze, e sono quelle politiche conservatrici imposte soprattutto dai conservatori tedeschi. Ma Marine Le Pen è una conservatrice? Ma non lo so, evidentemente è a modo suo una rivoluzionaria, però il problema, a mio giudizio, è che è un gravissimo errore per chi vuole cambiare le cose concentrare la polemica contro l'euro, mentre invece la polemica va fatta contro la signora Merkel o contro quelli che hanno imposto i vincoli, i tagli ai finanziamenti, i tagli agli investimenti. Cioè dobbiamo cambiare la politica, non tornare, perché lì quello che io guardo con timore, l'idea che noi torniamo all'illusione dello Stato nazionale, come se fossimo nell'Ottocento, nel Novecento, Marine Le Pen, lei ciascuno con la sua moneta, con le sue frontiere. Questo sarebbe un tragico passo indietro e sarebbe nel mondo di oggi persino ridicolo, perché i singoli paesi europei non conterebbero nulla. Marine Le Pen, lei confonde la politica con la moneta ed è nostalgica di un'epoca che non torna in più, in cui ogni popolo aveva la propria bandiera, la propria moneta. Monsieur Daima, je suis nostalgica della libertà io? Nostalgica della libertà del popolo che deve decidere del suo futuro. Sì, è vero, sono nostalgica della libertà del popolo che deve decidere chi entra e chi rimane nel suo paese, perché c'ha delle frontiere, di poter determinare una politica economica per chi ha la propria moneta, di poter decidere del proprio bilancio, perché questa è la democrazia, non è permettere a un'istanza sovranazionale di decidere al posto nostro. Lei difende l'euro quasi religiosamente, ma l'euro è diventata una religione come tale, in quanto tale. Ma guardiamo le cose da un punto di vista pragmatico. Da quando è entrato l'euro, la zona euro è il buco nero della crescita mondiale, signor D'Alema. Le nostre industrie scompaiono le une dopo le altre. L'euro forte, che lei tanto adora, ha comportato una perdita di competitività drammatica per la nostra economia. La disoccupazione aumenta in proporzioni mai viste negli ultimi decenni. E oggi lei ci spiega che funzionano le cose? Guardi, politicamente, signor D'Alema, secondo me lei ha una visione un po' obsoleta, una visione di destra e sinistra. Ma non è questa la situazione. La frattura vera sta tra coloro che difendono il diritto dei popoli a disporre di loro stessi, la democrazia e la libertà, e coloro che sono, come lei, che adottano una visione post-nazionale di abbandono della libertà e della democrazia dei popoli. Perché in Europa c'è un Parlamento liberamente eletto dai cittadini europei,
che è espressione della democrazia europea, e evidentemente Madame Le Pen ci crede se si è candidata a queste elezioni, quindi evidentemente, altrimenti è in aperta contraddizione con se stessa. E io dico che se quel Parlamento europeo avesse più potere, quel Parlamento europeo probabilmente ridurrebbe i vincoli della politica di austerità. Il paradosso è che la difficoltà non viene dalle istituzioni europee, sono i governi nazionali, e in particolare alcuni governi nazionali di paesi più forti, che impongono le politiche di austerità. Se decidesse il Parlamento europeo democraticamente, io credo che noi avremmo un'Europa più propensa allo sviluppo e alla crescita. Onorevole Le Pen, il punto su destra e sinistra di cui prima parlava, in effetti però è un punto che è difficile saltare di botto. Ora le farò vedere in Italia chi più o meno dice alcune delle cose che dice lei. Beppe Grillo, abbiamo, per fargli, se casomai non si ricordasse i nomi, le facciamo vedere le persone. Beppe Grillo, Salvini. All'estero c'è qualcuno che dice Putin. Lei a chi è vicina? Chi sono i suoi amici in Europa? Salvini è mon ami. Salvini è un mio amico. L'FPO austriaco è un mio amico. Il PVV olandese partito mio amico, il UKIP in Inghilterra. Non siamo alleati con loro, ma comunque per molti argomenti condividiamo le stesse posizioni. Ma ci sono anche dei movimenti che, per quanto riguarda la loro visione circa questa Unione Sovietica Europea, paesi che non sono per niente sulla mia stessa lunghezza d'onda, eppure hanno il coraggio di opporsi alla politica imposta dall'Unione Europea. È vero, Podemos in Spagna ad esempio. Io non ho una visione chiusa, io guardo quello che fanno i vari movimenti e mi rendo conto che mi sento vicina a coloro che difendono il governo del popolo, dal popolo e per il popolo, e non il governo della Commissione europea per le grandi istituzioni finanziarie attraverso una pseudo-democrazia parlamentare europea. D'Alema, e poi vi porto a parlare di integrazione, prego. No, io penso che... Lei ha fatto dei nomi, Salvini, Grillo, in Inghilterra, è un movimento grosso. È una comitiva conosciuta, lascio che ciascuno la giudichi, diciamo. Io non credo che questo raggruppamento sia un'alternativa politica. Io ritengo che il cammino da percorrere è quello di cambiare le regole, rafforzare la dimensione democratica dell'Unione Europea, non illudersi che noi possiamo tornare alla forza degli stati nazionali, ma non perché l'Unione Europea o l'euro che ha tolto forza agli stati nazionali, è il cambiamento del mondo. Io vorrei ricordare a tutti noi che l'Unione Europea tutta insieme rappresenta il 7% della popolazione mondiale e il 4% della popolazione mondiale al di sotto di 29 anni. Cos'è che non la convince? Ascoltami Flori, il 4% di quelli che hanno meno di 29 anni. Cioè, però non la convince. Noi non siamo più in un'epoca in cui la Francia e il Regno Unito erano le grandi potenze del mondo. Oggi, di fronte alla Cina, all'India, al Brasile, se noi vogliamo un posto a tavola dove si decide, solo un'Europa unita può averlo. Il ritorno ai nazionalismi è ridicolo, è una cosa, nel passato fu tragedia, oggi sarebbe una farsa. Signor D'Alema, ci avete venduto questa storia da anni. Vi racconterei un piccolo aneddoto per ricordare il generale de Gaulle e uno dei suoi segretari. Uno dei suoi segretari diceva: ma la Francia è piccolissima rispetto al resto del mondo, generale. E il generale gli ha risposto: guardi, l'Australia ha 2 milioni di uomini, 200 milioni di conigli, eppure non comandano i conigli. Noi siamo dei grandi paesi, signor D'Alema.
e quelli che cercano di far credere alla nostra gente che siamo soltanto delle entità economiche che si misurano con il loro numero di abitanti non hanno capito niente né della nostra storia, né della nostra intelligenza, né della nostra capacità di innovazione, né della nostra aspirazione alla libertà. Quello che lei non vuol capire è che nell'ambito dell'Unione Europea non c'è unità. I tedeschi non vogliono la stessa cosa che vogliono i francesi o gli italiani, perché i nostri interessi non convergono. 200 milioni di conigli hanno sbranato il ragionamento si può per dire, di Massimo D'Alema, più che un ragionamento, un dogma effettivamente. Comunque adesso vediamo di contattare i capigruppo di Camera e Senato della Lega Nord. Ci sono diverse questioni: la bocciatura del referendum sulla legge Fornero, la discussione della legge elettorale al Senato e delle riforme alla Camera, le riforme costituzionali, e il quadro politico generale sullo sfondo dell'elezione del Presidente della Repubblica, imminente ventura, di tutti i giochi e gli accordi fra PD, Forza Italia, in primo luogo Renzi e Berlusconi. Vediamo se riusciamo, perché sono mattinate di intenso lavoro anche in Parlamento, e intanto pubblicità e poi, in ogni caso, subito dopo la pubblicità o altrimenti più tardi, ascoltiamo l'ultima parte del confronto fra Massimo D'Alema e Marine Le Pen di ieri sera sulla 7 di martedì, trasmissione di Floris. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Mi chiamo Simone De Angelis e questa è la mia officina. Aiuto i miei clienti a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Quando ho finito la messa a punto, consiglio di usare con regolarità Esso Supreme Diesel, perché contribuisce a pulire gli iniettori, migliorando ulteriormente le prestazioni del motore. Nuovo Esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Simone. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Ecco l'ultimo modello. Bello, eh? E le app, come le scarico? Qui c'è Spotify. E Glimpse? Ce l'ha Glimpse? Certo, anche l'attivazione vocale. Oh, finalmente! È proprio quello che volevo. La vuole coi cerchi in lega o senza? Usa la tua Fiesta come uno smartphone e sei sempre connesso alle tue app. Con Sync with Uplink puoi usare le tue app mentre guidi. Ford Fiesta 5 poste al prezzo della 3 porte a 9.950 euro. E in più anticipo 0, TAN 3,95, TAG 5,99. A gennaio sempre aperti, anche la domenica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci in onda alla seconda parte del confronto tra Massimo D'Alema e Marine Le Pen, o viceversa, andato in onda ieri nella trasmissione di martedì condotta da Giovanni Floris. L'ascoltiamo prima della fine di Onda Libera, prima delle ore 12. Come detto però adesso apriamo la finestra sulle cose prettamente italiane, non che la discussione di ieri sera non lo fosse, è stato un momento memorabile di confronto politico in TV, per questo lo riproponiamo anche in radio, però sono diversi gli argomenti anche sul fronte della scena italiana. Con noi in questo momento Gianmarco Centinaio, capogruppo della Lega Nord al Senato. Buongiorno intanto Centinaio. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, al Senato si discute principalmente di riforma elettorale. Abbiamo letto stamattina sui giornali i resoconti della giornata di ieri, riforma della legge elettorale, e però c'è un argomento che ai giornali è piaciuto poco, alle TV non tantissimo, e che ha a che fare con l'esercizio basilare della democrazia per quello che consente la Carta Costituzionale italiana. Sto parlando del referendum, che in Italia, come tutti sanno, può solo cancellare qualcosina,
o intere leggi, come nel caso specifico la legge Fornero, la meravigliosa norma che l'autrice della norma medesima, la ministra Fornero, ha dichiarato poi a qualche tempo di distanza dalla sua esperienza governativa che nemmeno lei conosceva cosa ci fosse dentro, non aveva idea degli effetti che avrebbe prodotto. Ce ne hanno un'idea le tante persone che l'hanno sperimentata, la stanno sperimentando e la sperimenteranno sulla loro pelle in tema di lavoro, pensione, possibilità di andare in pensione e magari tanti anni scoperti senza né lavoro né pensione, dopo aver raggiunto un accordo sulla base delle precedenti norme. Oggi, per colmo di beffa, mi sembra, senatore Centinaio, la signora Fornero dice che all'epoca della riforma eravamo sul baratro, adesso siamo allontanati dal baratro, siamo fuori dai problemi, si possono rivedere le cose che nemmeno lei conosceva per sua stessa ammissione, perché non aveva idea dell'effetto che avrebbe fatto la sua riforma. La Corte Costituzionale ha tagliato la testa al toro, ha detto: cari cittadini italiani, voi dovete solo subire le conseguenze negative di eventuali leggi negative e non potete dire la vostra, neanche in chiave abrogativa. Zitti e muti, il referendum non è ammissibile, perché farebbe parte del decreto Salva Italia, che è una manovra di bilancio e come tale non è sottoponibile al giudizio dei cittadini. Altro elemento tipico della democrazia, laddove si tocca la tasca del cittadino, il cittadino non può parlare, non può dire la sua. Mi scusi il pistolotto, senatore Centinaio, so che c'è anche in atto un'iniziativa stamattina di protesta da parte del gruppo della Lega al Senato e alla Camera. Magari ce ne parla direttamente lei insieme al giudizio sull'intera questione. E chiedo scusa se l'ho portato via troppo tempo, prego. No, ha fatto perfettamente, ha dato perfettamente la situazione che si è verificata negli anni e che si è verificata ieri. Noi dobbiamo fare solamente una premessa: la legge Fornero è una legge schifosa che è stata votata durante il governo Monti, è stata votata e a padri e madri, perché ci sono una serie di parlamentari che hanno alzato la mano e sono parlamentari che appartengono ai gruppi del Partito Democratico e dell'allora PDL, ora divisi in Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Quindi ricordiamoci che questa legge è arrivata, è piombata sulla testa degli italiani grazie a questi partiti. E quindi questa è una premessa che deve essere sempre tenuta in considerazione, anche alla luce di quello che dirò. Ieri è iniziato in Senato il dibattito sulla legge elettorale, abbiamo iniziato a votare, in questo momento siamo in aula e stiamo votando. Noi come Lega, alla luce delle dichiarazioni della Corte Costituzionale, della consulta, abbiamo chiesto in aula di posticipare i lavori di votazione della legge elettorale, perché li riteniamo non prioritari per il Paese. Io sfido qualsiasi nostro radioascoltatore a dirmi se arriva a fine mese grazie alla legge elettorale o se riesce a mangiare un panino in più grazie alla legge elettorale. E quindi abbiamo chiesto all'Aula parlamentare di posticipare i lavori d'Aula e utilizzare il lavoro del Senato della Repubblica di ieri, della giornata di ieri, per poter parlare di lavoro, di esodati e di pensionati. Quindi 3 problemi che riteniamo prioritari, anziché capire se si voterà con il proporzionale, con i capilista, col premio di maggioranza o se l'Italicum va bene a Renzi o a Berlusconi. Ebbene, in barba ai cittadini italiani già umiliati dalla consulta, la maggioranza, ormai chiamiamola così, composta da Nuovo Centrodestra, Partito Democratico e Forza Italia, ha deciso di votare contro la richiesta della Lega e quindi ancora una volta far sì che il Parlamento italiano possa trattare di tutto anziché dei veri problemi dei cittadini. Quindi anche questa cosa dobbiamo segnalarla e dobbiamo tenerla bene in considerazione. La decisione della consulta l'ha detto bene il nostro segretario federale, l'ha detto in più di un'occasione, ne ha parlato Calderoli, ne ha parlato sottoscritto. È una decisione che va appunto contro quelli che sono quella che è la logica e quella che è il vivere comune che ci deve essere in una collettività intesa da Bolzano a Lampedusa. E in questo momento con questa decisione è come uno sberlone a tutti gli italiani. Oggi pomeriggio alle 15 insieme al capogruppo della Camera Massimiliano Fedriga, insieme al segretario federale, insieme a tutti i parlamentari di Camera e di Senato, insieme ai cittadini che hanno deciso di unirsi a noi, andremo a protestare sotto la sede della consulta
in modo da dire espressamente, dire a tutti gli italiani che questa è una schifezza e questa è l'ennesima decisione che è stata presa sopra la nota. Giustamente Salvini ha detto non è finita qui, noi in aula faremo un'ulteriore battaglia, quindi se lo sforzo era al 100%, lo sforzo diventerà al 110% per andare a modificare tutte le leggi possibili e immaginabili che verranno presentate da questo governo ladro sulla testa degli italiani, in modo da poter modificare, cercare di portare un po' più di benessere ai nostri cittadini, e quindi andiamo avanti così, consapevoli che da Roma e a Roma e la burocrazia romana non può cambiare niente, non vuole cambiare niente, e anzi fa di tutto per massacrare gli italiani. Ricordo solo un'ultima cosa, perché anche come vede sono abbastanza lungo quando parlo, che questa consulta che ha bocciato il nostro referendum è la stessa consulta che a suo tempo aveva dichiarato incostituzionale quella norma che prevedeva il taglio delle pensioni d'oro. Se vi ricordate, poco tempo fa era stata approvata appunto questa legge del taglio delle pensioni d'oro di quei 33.000 cittadini italiani che percepiscono più di 9.000 euro al mese di pensione. La consulta, tra questi 33.000 cittadini ci sono anche i membri della consulta, la consulta dichiarò incostituzionale questa legge. Quindi è la classica dimostrazione che questi sono dei grandissimi burocrati, sono gente che pensa alla loro cadrega, al loro portafoglio, al loro benessere, ma non pensa al benessere dei cittadini. Ecco, Centinaio, non conosciamo le motivazioni con le quali la Corte Costituzionale ha rigettato la possibilità di chiedere agli italiani col referendum cosa ne pensano della legge Fornero e di abrogarla. Direi da cittadino personalmente che delle motivazioni non mi interessa nemmeno molto, perché i parrucconi della Corte Costituzionale, gente che a differenza degli esodati problemi di bilancio non ne ha, perché viaggiano sul €500.000 all'anno tutti, compreso Giuliano Amato e Mattarella, che sono due candidati peraltro alla presidenza della Repubblica, sempre in nome del popolo sovrano, rappresentativissimi del cittadino medio italiano. Beh, direi che le motivazioni a questo punto sono superflue, il cavillo si trova sempre, però se è vera una cosa io le chiedo un'opinione. Allora è stato detto, ma è logico, no? Anche da autorevoli commentatori, come si suol dire, è logico che questa iniziativa della Lega andava a finire nel nulla, perché la legge Fornero faceva parte del decreto Salva Italia del governo Monti, quello per salvarci dal baratro, e comunque era una manovra di finanza pubblica, di bilancio, in quanto tale, Costituzione alla mano, le leggi di bilancio non si possono sottoporre al referendum. Allora io mi domando una cosa però, intanto non è una questione di bilancio, questa è una questione che riguarda la materia pensionistica, ma con questo ragionamento nessun referendum sarebbe ammissibile, tranne forse quello sulla caccia, non lo so, perché qualsiasi legge ha più o meno pesante, più o meno importante, un effetto di bilancio, no? Quindi io vorrei capire se questa motivazione, lei cosa ne pensa di questa motivazione qua? Allora, faceva parte della legge di bilancio del Salva Italia, che non era una legge di bilancio peraltro, e neanche una finanziaria, ma un decreto, quindi non è la finanziaria, non è la legge di bilancio, è un decreto chiamato Salva Italia, che però riguarda la finanza pubblica, per cui viene bocciato. Io non so se la Corte ha ragionato così, ripeto, perché da cittadino non me ne frega niente qual è la motivazione. Il cavillo lo trovano, però se il ragionamento dovesse essere questo, io vorrei sapere cosa ne pensa lei. Ma io sono totalmente d'accordo con lei, nel senso che il cavillo si trova sempre, qualsiasi cosa. Io penso anche che se facessimo una legge per decidere, una proposta di referendum per decidere se cacciare il passerotto anziché il pettirosso, la Corte Costituzionale, se volesse un motivo per bocciarlo, lo trova. Quindi alla fine questa è una decisione politica, esclusivamente politica. Ricordiamo solamente una cosa: con questa decisione si toglie agli italiani, l'ha detto benissimo lei nella sua introduzione, si toglie agli italiani il potere di votare con un referendum, e siamo nella stessa direzione che sta andando il Presidente del Consiglio con la legge elettorale. Ah, perfetto, la legge elettorale, con la riforma del Senato. Se pensate alla riforma del Senato che verrà, che porterà non l'abolizione del Senato come aveva chiesto anche la Lega durante il periodo estivo, che porterà ad avere un Senato di nominati, di persone che verranno nominate dai partiti, un dopolavoro per i consiglieri regionali. Pensate alle province, le province non sono mica state abolite, le province ai cittadini italiani hanno tolto
il potere di votare il proprio rappresentante nelle province. Pensate una cosa, Renzi agli italiani ha detto togliamo le province perché sono un costo. L'Associazione delle Province Italiane ci ha detto che la provincia costa ai cittadini italiani mediamente 1,20 euro all'anno, un caffè. Quindi noi abbiamo tolto agli italiani il diritto di voto per cui hanno combattuto per esempio i partigiani, per cui hanno combattuto i nostri nonni, per cui sono state fatte anche determinate scelte importanti. Abbiamo tolto il diritto di voto agli italiani per un caffè, per il caffè di Renzi. La speranza, e qui mi prendo io la responsabilità di quello che dica, speriamo che politicamente parlando il caffè di Renzi sia un po' come il caffè di Sindona, in modo che lo mandi a casa e lo faccia morire politicamente il più veloce possibile. Però il problema diventa quello, cioè noi stiamo togliendo agli italiani la possibilità di decidere, la possibilità di votare, la possibilità di esprimere delle opinioni. Poi si lamentano perché la politica è sempre più lontana dai cittadini, ma la vogliono far allontanare dai cittadini. Senta, a proposito di Senato, il capogruppo di Forza Italia, l'ex ministro Romani, ieri ha detto chiaramente che Forza Italia dovrebbe andare al governo. In ogni caso, sulla questione della legge elettorale, Berlusconi darà i suoi senatori, 45 su 60 almeno, per rimpiazzare la trentina di dissidenti del PD che diranno no, forse diranno no, comunque hanno detto che sono contrari alla legge elettorale. In pratica, Berlusconi appoggia completamente Renzi e sostituisce quella quota di PD che non dovesse votare la legge elettorale. Secondo lei è perché c'è in vista la norma cosiddetta Salva Silvio che Renzi ha sospeso soltanto ma che non ha ritirato dalla scena, perché ci sono gli accordi sul capo dello Stato e vuole Berlusconi un capo dello Stato che magari gli dia la grazia o tutto il resto, o ci sono gli interessi dell'azienda televisiva da difendere e le aziende da salvare? Tutto quello che ha detto in questo momento, questo è il succo del patto del Nazareno. A Renzi la politica, a Berlusconi il salvataggio delle aziende, il salvataggio suo personale, una riabilitazione a livello anche mediatico nei confronti dei cittadini italiani. E di conseguenza il caro Berlusconi cosa sta facendo? Sta sacrificando i suoi parlamentari, che molti parlamentari sono incavolati come le bisce, sta sacrificando i suoi elettori, perché ricordiamo una cosa, che noi siamo stati eletti qui alla Camera e al Senato perché c'era anche un accordo elettorale a suo tempo tra la Lega e Forza Italia, e di conseguenza anche gli elettori della Lega, io che sono un elettore della Lega incazzato in questo momento, mi incazzo perché i colleghi di Forza Italia in questo momento stanno tradendo il mandato di coalizione che c'era stato a suo tempo di andare contro quella che era la coalizione di centrosinistra. E quindi anche in questo caso Berlusconi sta tradendo tutto questo. Ma comunque il problema grosso è che Berlusconi fa finta, Berlusconi e i suoi, in particolar modo Romani, che qua è veramente ormai lo zerbino del Partito Democratico. Berlusconi cosa sta facendo? Sta aiutando Renzi in tutti i provvedimenti, non solamente nei provvedimenti elettorali. Se qualcuno dei nostri radioascoltatori avesse il tempo più che altro e la voglia di andare a vedere gli esiti delle votazioni, da quest'estate capita spesso che quando la maggioranza non ha i numeri per poter avere anche solamente il numero legale in aula, e questo gli viene garantito da Forza Italia. E se questo non è essere una stampella della maggioranza, io mi chiedo che cosa dobbiamo fare per dimostrare agli elettori e dimostrare ai cittadini italiani e dimostrare agli elettori di Forza Italia che c'è qualcuno qui alla Camera e al Senato che li sta tradendo. Ma questo non lo dico da leghista, lo ripeto, lo dico da elettore. Il Forza Italia in questo momento è la stampella di Renzi, stampella zoppa, vi dico perché la cosa palese è che c'è una parte di Forza Italia che in questo momento invece si sta ribellando. Noi tra 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, avremo 2 votazioni importanti, le più importanti di questa giornata di riforma elettorale. E se volete io tra X minuti, quando succederà, se volete vi potremo dire, io senatore Candiani e gli altri 15 senatori della Lega che sono qua, vi faremo vedere, lo vedrete dalle nostre pagine Facebook, la foto del tabellone che evidenzierà come andrà la votazione, e la votazione sarà PD, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, tutti insieme in una nuova democrazia cristiana. A me questa cosa non piace.
Senatore Centinaio, lei diceva prima, ieri abbiamo tentato inutilmente di far discutere il Senato di questioni come le pensioni, il lavoro, la legge Fornero, no? I temi, diciamo così, che la Corte Costituzionale ha detto i cittadini italiani non devono poter esaminare e dire la loro. Ma perché al contrario invece è una priorità questa legge elettorale? Perché ci si tiene così tanto all'approvazione di questa legge elettorale che sostanzialmente fa passare il principio su quale Forza Italia aveva fatto finta di dire, io dico fatto finta perché alla resa dei conti questo è, ha fatto finta di dire no, non passa il principio del premio alla singola lista, al singolo partito che prende più voti, perché se non ho capito male la legge elettorale prevede un premio di maggioranza alla lista, al singolo partito che raggiunge il 40% dei voti fino al 55% dei seggi della Camera, che sarà l'unica ramo del Parlamento che avrà peso per quanto concerne le cose di governo, no? Se non si arriva al 40 c'è il ballottaggio, ma se la giocano sempre fra due partiti, i primi due. È stata abbassata la soglia di ingresso al 3% per gli altri partiti per dargli il contentino, diciamo così, però passa il principio per cui chi arriva primo prende quasi tutto praticamente, anzi prende tantissimo. Avremo per assurdo con i livelli di partecipazione al voto di questi anni qui una lista che magari fosse scelta dal 15-20% degli elettori potrebbe guadagnare il 55% dei seggi, no? Una roba che la legge truffa di Scelba apparirebbe super democratica, ma qual è il motivo per cui questa roba qua è diventata prioritaria su tutto il resto? Il motivo fondamentalmente è il fatto che Renzi voglia andare alle elezioni il prima possibile, mentre Berlusconi no. E quindi Berlusconi, la sua speranza è quella di accontentare Renzi il più possibile in modo da evitare che Renzi faccia saltare il banco. La nostra analisi che facciamo è quella che Renzi voglia andare alle elezioni il prima possibile, voglia portare a casa tutto il piatto. E questo lo può fare con un premio di maggioranza appunto alla lista che praticamente che vincerà il ballottaggio. Forza Italia ci hanno provato fino alla fine sapendo che i loro numeri in questo momento sono bassissimi, quindi per Forza Italia la convenienza era quella di dare un premio alla coalizione anziché un premio alla lista. Io vi dico sinceramente, e questo lo dico anche alla luce di quello che sta succedendo, ma io non ne ho più voglia di mettere la mia faccia vicino a quella di Verdini, vicino a quella di Berlusconi, vicino a quella di tutta questa gente che in questi anni hanno appoggiato il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi. E di conseguenza, premio alla lista, le dico, ma questa non è la posizione della Lega, la posizione di Gianmarco Centinaio, premio alla lista. Io sono contento, premio alla lista, corriamo da soli, andiamocene da soli, facciamo vedere agli elettori cosa siamo, cos'è la Lega, la forza della Lega, e Forza Italia lasciamola al suo destino. Tanto è un partito che ormai è morto, quindi è morto in Parlamento e sta morendo fuori. Ecco, per affinità di argomento, diciamo così, e che ne mi si passi la battutaccia, vorrei chiederle che fine ha fatto Mario Monti, perché l'abbiamo citato prima, governo Monti, decreto Salva Italia, legge Fornero. Dopo aver salvato l'Italia, tant'è vero che non stiamo attraversando un periodo come non si ricorda dal boom del dopoguerra e degli anni successivi, no? Stiamo meglio che mai, l'Italia è stata risanata, abbiamo evitato il baratro, siamo tutti felici. Mario Monti che fa? Il senatore a vita? Mario Monti è sempre atteso. Ma è vivo? No, vivo è vivo, politicamente vivo, fisicamente è vivo, politicamente lui ormai si fa gli affari suoi, è senatore a vita, è tranquillo come un papa. Politicamente la sua compagine ormai è scomparsa perché buona parte dei suoi parlamentari ormai, in particolar modo al Senato, sono confluiti in altri gruppi. Lui ogni tanto viene in aula per far vedere che esiste, che la sua chioma canuta deve fare capolino in Senato, e però alla fine... Beh, rimane un mistero però secondo me, Presidente Centinaio, cioè rimane un mistero come mai abbia raggiunto quell'8-9% di voti alle elezioni politiche la lista di Mario Monti. Quello è uno dei misteri della Terza Repubblica. Ma lo sa che io continuo a pensarci anch'io a questa cosa e me lo chiedo spesso, come anche perché io penso che una persona capace di intendere e di volere non poteva votare Monti. E quindi anche se io sono una persona che rispetta sempre molto la decisione degli elettori, perché per me il voto è sacro da qualsiasi parte vada, però dopo tutti i disastri che ha fatto effettivamente è stata una percentuale
molto gonfiata ed è stata una delle tante meteore, la sua lista è stata una delle tante meteore che hanno affollato la politica italiana negli ultimi anni. Monti ha finito, ripeto, farà il senatore a vita, lui si è portato a casa quello che voleva e i suoi parlamentari in questo momento stanno cercando una casa. Sai, pensi che alcuni sono venuti a chiederlo anche da noi alla Lega e abbiamo rimandato la richiesta al Ministero. Ha fatto quello che doveva fare, diciamo così, chiamato da Napolitano e da altri che magari stanno pure a livelli operativi e di comando superiori. A proposito però di gente che se la passa bene, che non ha problemi né di pensione né di stipendio, Giuliano Amato 31.000 euro al mese, è tra l'altro componente di quella Corte Costituzionale dalla cui decisione sul referendum Fornero siamo partiti. Allora, così a naso, secondo quello che si respira lì in Parlamento, è davvero uno che è in corsa per il Quirinale, Giuliano Amato? Oppure magari c'è un'ipotesi alternativa alla Minzolini per cui arriverà un renzianissimo, uno del giro di Renzi, il suo professore di diritto, Ugo De Siervo, il cui figlio peraltro lavora alla RAI, lasciamo perdere, perché poi è uscita anche questa bella storia in settimana, un articolo sul Corriere della Sera di Sergio Rizzo che dice le cose come stanno, cioè che lì nei palazzi c'è molta gente che è parente di, figlio di, moglie di, marito di, e subito è arrivata la smentita dell'ufficio stampa della signora Boldrini, in quel caso della Camera, a dire no, non è vero. Però i figli di abbondano, anche quelli di De Siervo. De Siervo poi, per di più, presidente emerito della medesima Corte Costituzionale, quindi con un sacco di benefit e anche lui una bella borsa piena di quattrini ogni mese. Insomma, glielo chiedo a lei, De Siervo, Amato, tutti gli altri nomi che hanno sentito. Secondo lei sono nomi veritieri o c'è qualche altro personaggio su cui si sono accordati le persone che abbiamo nominato prima, in primis Renzi, Berlusconi e compagnia bella, e Alfano, che è ritornato a frequentare i palazzi di Arcore e le sedi di Forza Italia? Allora, io sono convinto, e questo non perché lo dico io, ma perché me lo dicono i senatori più esperti, parlamentari che sono qui da più legislature, che sul capo dello Stato i nomi che vengono fatti nelle prime 3 votazioni sono i nomi che andranno persi, sono i nomi che verranno bruciati. Generalmente i nomi, quelli veri, quelli importanti, cominciano a uscire dalla 4ª votazione in poi. È vero, è altrettanto vero che da fonti ben informate di colleghi del Nuovo Centrodestra, nell'incontro tra tra Berlusconi e Alfano, che si è tenuto qualche giorno fa, anche questa è una cosa assurda, prima non si rivolgevano la parola, adesso stanno tornando a essere amici, pare che siano usciti 2 nomi, un nome è quello di Amato e un altro nome è quello di Pier Ferdinando Casini. Sono 2 nomi che sono graditi a entrambi e che molto probabilmente verranno messi sul tavolo delle trattative a Renzi. Bisogna vedere a questo punto il Presidente del Consiglio chi contrapporrà e chi metterà sul tavolo, ecco, il nominativo che verrà messo. Sicuramente la prima mossa dovrà essere fatta dal Partito Democratico, perché comunque è il partito che ha più parlamentari. Vedremo cosa succederà. Diciamo che i nomi che stanno girando in questo momento sono questi, sono tanti, e quando ce ne sono tanti è come se non ci fosse neanche un nome. La Kyenge che propone un nero, ci sono le donne che propongono le donne, ogni categoria sociale, arrivano mail quotidianamente, gli insegnanti che propongono un insegnante, le casalinghe che propongono la casalinga. Purtroppo in questo momento, questo è il momento del mercato delle vacche, passatemi il termine un po' poco politichese, però stiamo in un momento in cui veramente tutti ambiscono a fare qualsiasi cosa. D'altronde bisogna dire una cosa, che la Costituzione italiana prevede che può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto almeno 50 anni. Quindi può darsi che anche il nostro vicino di casa potrebbe ambire a diventare Presidente della Repubblica. Improbabile, perché lo scelgono le parti in causa. Poi, come dal mercato delle vacche e dalle parti in causa possa uscire la figura del garante super partes, è una di quelle idiozie che ormai dovremmo cancellare definitivamente per rispetto dell'intelligenza dei cittadini italiani, no? Presidente Centinaio, noi dobbiamo salutarci qua, poi teniamo d'occhio anche i lavori del Senato. Intanto grazie a Gianmarco Centinaio, Presidente dei Senatori della Lega Nord. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. X è una potenza, X è un fattore che ti rende
dal punto in cui ci eravamo interrotti. E se queste cose non le diciamo alla gente, allora gli stiamo mentendo. Noi non avremo una politica che potrà andare bene a tutti, perché le politiche di cui abbiamo bisogno sono politiche completamente diverse rispetto a quelle di cui magari ha bisogno la Germania. È un po' di destra? No, è il nazionalismo. Il nazionalismo è un pezzo importante della storia dell'Europa. Cosa c'è che non va nel suo ragionamento? Ma non si possono rimettere indietro le lancette della storia. Perché anche negli Stati Uniti d'America i californiani sono molto diversi da quelli della Florida. Una parte degli americani ormai parla spagnolo, non parla neanche inglese. Tuttavia la loro capacità di stare insieme ne fa una grande potenza. Io lo so, l'Europa è più complessa. Le dice cosa ci guadagniamo? C'è la ricchezza di grandi civiltà, difendono gli Stati Uniti. Ma solo avendo il coraggio di stare insieme l'Europa può davvero sprigionare tutta la forza della sua civiltà. Le ha dato del comunismo. Altrimenti, le ha dato del comunismo. Sì, io sogno. Ma è vero, questo è un sermone, non è una riflessione politica, signor D'Amela. Vede, signora Le Pen, le dirò una cosa. Io sono molto critico verso le politiche europee e mi batto per la mia parte, con il mio lavoro, i miei iscritti, per cambiarle, perché penso che bisogna fare investimenti, che ci vuole una politica del debito intelligente che non soffochi i diversi paesi, che bisogna ridurre le diseguaglianze sociali, bisogna tassare le rendite finanziarie e non il lavoro. Quindi sono molto critico, però quando attraverso la frontiera tra la Germania e la Francia e penso che lì sono morti milioni di ragazzi, forse lei è nostalgica di quel periodo, io no, e vedo che oggi si passa senza passaporto, io penso che questa è una grande conquista di civiltà, da cui non si può tornare indietro. Signor D'Alema, la differenza tra lei e me è che lei sta difendendo ancora coloro che hanno la possibilità di andare in vacanza in Germania o in Spagna per il fine settimana. Io difendo quelli che a causa della vostra politica oggi non possono più farlo perché non hanno più i soldi per farlo. Per me la frontiera, quando vedo la frontiera del mio paese, penso ai milioni di figli della Francia che sono morti per difendere questa frontiera, proprio perché esista, proprio perché possiamo conservare la nostra libertà, la nostra identità e che possiamo determinare il nostro futuro. È questo quello che io vedo. Per me una frontiera è qualcosa di positivo, non di negativo. Se sono poveri ma non sono francesi, magari vengono dall'Africa, quelli non li difende? Monsieur, ma non abbiamo più i mezzi per poterci far carico dell'immigrazione che accogliamo. C'è un fenomeno ormai di saturazione. In Francia abbiamo 6 milioni di disoccupati, 9 milioni di poveri, un terzo dei francesi che non si possono curare. Allora cosa posso offrire ai poveri del mondo? Posso offrire soltanto la possibilità di buttarli in dei ghetti, nelle periferie e offrire ai loro figli la scelta o traffico di droga oppure la speranza magari di riuscire, 1 su 1 milione, di riuscire a magari giocare a calcio un domani. Se sono poveri, se fossero poveri e fossero italiani e tentassero di passare la frontiera, li fermerebbe? Ma io sono qui proprio per difendere gli interessi dei francesi. I responsabili italiani dovrebbero a loro volta difendere gli interessi degli italiani. Io penso che le politiche di immigrazione allora, vi dico come ci muoviamo. Stiamo introducendo l'argomento dell'immigrazione, che sarà il tema del confronto adesso tra l'onorevole Le Pen, il ministro Pinotti, Amalia Signorelli e Carlo Rossella. Ma prego D'Alema sull'integrazione e sull'apertura delle frontiere. Innanzitutto io vorrei ricordare a Madame Le Pen che una buona parte del problema che c'è in Francia con il mondo islamico non è rappresentato da immigrati, ma da cittadini francesi, i quali sono cittadini francesi anche perché la Francia, nella sua libera e sovrana decisione, fu potenza coloniale. Cioè occupò quei paesi, li colonizzò
e quindi inevitabilmente una parte dei cittadini che vivevano là si trasferirono in Francia, sono diventati cittadini francesi, quindi questi terroristi erano cittadini francesi, c'entrano abbastanza poco con l'immigrazione, no? Si fa confusione, si eccitano gli animi, si dicono delle cose che non sono vere, si fa impressione. E qui c'è un grande problema della storia francese. Il colonialismo non l'hanno fatto gli arabi, l'hanno fatto i francesi. Marine Le Pen, una breve replica, tanto poi questo tema lo tratteremo nella prossima... Excusez-moi, mais je comprends pas du tout. Non ho capito, mi scusi, che concetto ha lei? Per il fatto che la Francia ha avuto delle colonie, allora saremmo costretti in un certo qual modo ad accogliere un numero assolutamente anarchico di persone che vengono dalle colonie. Ma si sono battuti per avere la loro indipendenza, signor D'Alema, e l'hanno avuta, dovrebbero esserne felici e rimanere nei loro paesi per costruire il futuro. E non noi parliamo di persone che sono cittadini francesi e che sono, molti dei quali, moltissimi, sono nati in Francia, sono cittadini francesi di seconda generazione. Io non sono... Anche di terza o quarta. Terzo, di quarta, quindi io non sono a favore dell'accoglienza anarchica di chiunque voglia venire. Quando noi abbiamo governato il paese abbiamo fatto una politica dei flussi, abbiamo stabilito delle quote, abbiamo stabilito dei contingenti. Penso che nel medio periodo un continente che sta invecchiando come l'Europa, se vuole mantenere un equilibrio demografico, ha bisogno di un certo numero di giovani che continueranno a venire, anche perché nel mondo, quello vero, non quello dell'Ottocento che immagina Madame Le Pen, si muovono enormi masse umane e questo può essere governato, ma non può essere impedito da nessuno. Allora, onorevole Le Pen, ha una risposta di 2 secondi perché poi con la pubblicità su questi temi si confronta col ministro Pinotti. Mi chiedo sempre una cosa, ma perché quelli che parlano così fanno politica? Perché sembra che noi siamo vittime di una sorta di fatalità contro cui non possiamo fare nulla. Allora, signor D'Amella, in Francia abbiamo accolto milioni di stranieri, 10 milioni di stranieri negli ultimi anni, ed è veramente troppo. Continuiamo a far entrare 200.000 persone all'anno, ci sono gli immigrati clandestini, e visto che voi avete tolto le frontiere è difficile impedirgli di entrare. Abbiamo delle politiche che li fanno venire, che li incitano a venire, se le risponde la Pinotti. No, io posso dire una cosa, innanzitutto bisogna cambiare questo, possiamo cambiare questo, e se volete che ci siano bambini, allora bisogna applicare politiche per aumentare la natalità e non andare a cercare lavoro a basso costo. Quando con c'era lavoratori stranieri. La Buonanima faceva la politica della natalità, diciamo, Mussolini. Ma posso dire... Noi non abbiamo abolito le frontiere, ci sono le frontiere dell'Unione. Allora, per esempio, l'Italia pone giustamente da tempo il problema di proteggere insieme le frontiere dell'Unione Europea e di non lasciarlo Pochi minuti. Onorevole D'Alema. No, le frontiere dell'Europa, certo. Ma lo vediamo tutti i giorni a Lampedusa. Lascia il testimone al ministro Pinotti, si fida. Sì, no. Allora vi chiedo di salutarvi e dopo la pubblicità iniziamo a parlare di integrazione e immigrazione col ministro della Difesa. Grazie. Grazie Presidente. L'onorevole Le Pen rimane. Bene, il confronto D'Alema-Marine Le Pen. Mettiamola in musica, va? Mettiamola in musica.
Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Beh, io preferisco la musica francese, però devo dire che per quel che riguarda il dibattito, in un certo senso hanno ragione tutte e due, perché comunque D'Alema ragiona quando dice che ormai le nazioni europee da sole sono troppo piccole per affrontare i colossi, e dato che a parte la Svizzera, che è un caso particolare, davanti ai colossi come l'India, come la Cina, o ci mettiamo tutti assieme. Il problema è fare un'Europa diversa, con delle regole diverse, una coscienza di sé diversa, dove siamo tutti cittadini europei allo stesso livello. Veramente non è così semplice. Grazie a lei. Curioso però che nazioni piccole, e ce ne abbiamo due vicine oltre alla Svizzera, c'è anche l'Austria che ha meno abitanti della Lombardia, c'è la Norvegia, c'è la Danimarca, non se la passano poi così male. Allora è questione, diciamo, di conigli e di uomini, per rimanere all'esempio fatto da Marine Le Pen, o è altra questione? Perché poi le posizioni sono ideologiche a volte, no? Perché le lancette della storia, dice D'Alema, queste frasi fatte. Dall'altra parte ci sono considerazioni anche oggettive da fare, o no? Comunque, naturalmente questo spazio minimo di pochi minuti per esprimere le vostre opinioni, e sono tutte opinioni sulle basi delle quali si discute. Pronto? Pronto? Ciao Giulio, Franco da Milano. Ciao Franco. Senti, quel signore di prima mi ricorda molto l'utopia, la classica utopia comunista, no? Perché sarebbe bello, certo, sarebbe bellissimo avere un'Europa dove andiamo tutti d'accordo, tutti stiamo bene, le frontiere protette, ma non facciamoci ridere, non facciamo ridere, anche perché ieri sera adesso ho scoperto che anche la sinistra è d'accordo sul controllo, sul numero che entra e tutte queste cose che fino a ieri io non lo sapevo che loro erano così precisi, che improvvisamente ieri sera sono diventati controllori dell'immigrazione, vogliono l'immigrazione controllata, anche loro non anarchica, eccetera eccetera. Bene, ti ringrazio. Non si va da nessuna parte. Ti ringrazio. Où mène la brise, parle d'antan, elle me raconte. La Avalon Jazz Band della stessa canzone, Menil Montan. Pronto? Buongiorno Inarca, sono Claudio di Brescia. Buongiorno. Io ieri sera ho ascoltato l'intervento, devo dire che quello di D'Alema è stato illuminante, perché mi ha fatto capire come mai le cose vanno così bene sia in Italia che in Europa. Lui parla di una cosa che non esiste, ha fatto un discorso che diciamo che a dire che è un discorso antidemocratico è stare leggeri, perché uno che disprezza la sovranità nazionale, mi domando come possa parlare di democrazia. Bene, grazie anche a lei.